Amici di Pignataro Nuova, ci rincontriamo, il nostro primo appuntamento del 2011. Cambia l'anno, ma purtroppo per noi, purtroppo per noi che facciamo questo giornale e per voi lettori, non cambiano le balle sparate da questa amministrazione. Poi vedremo che anche molte balle sono state sparate dall'amministrazione provinciale, da quella di Santa Maria Capovetere. Diciamo che è un po' il trend del 2011, sparare balle agli elettori. La nostra amministrazione, nello specifico l'amministrazione di Pignataro Maggiore, si segnala per la questione piano regolatore, o meglio, per la questione che vede un piano regolatore assente, la latitanza assoluta, la mancanza assoluta di un piano regolatore dal 1984. Da 8 anni l'amministrazione Magliocca, la prima amministrazione Magliocca e il Magliocca bis non sono riusciti a quantomeno a dar vita a una prima stesura, una stesura preliminare del piano regolatore a Pignataro Maggiore. Fin qui nulla questio può succedere, succede nei migliori comuni di tutta Italia, ma c'è un dato che ci fa davvero preoccupare, da un lato ci fa anche sorridere, rende tutto più sopportabile. Un assessore della giunta di Pignataro Maggiore, lo sottolineava il nostro direttore Davide De Stavola nel suo editoriale di 2 giorni fa, un assessore addirittura è stato costretto a prendere casa fuori da Pignataro Maggiore, a Pastorano. Beh, allora ci viene spontanea la battuta di avere, Pignataro abbiamo gli assessori fuori dal comune, veramente abbiamo degli amministratori fuori dal comune, in tutti i sensi. In primis perché fanno parte di una giunta che non riesce assolutamente, è totalmente incapace di mettere mano a un piano regolatore per consentire a voi, a noi, di costruirci una casa dove abbiamo dei terreni di proprietà, ma soprattutto senza PUC noi non possiamo consentire alle industrie che creano occupazione, che creano volano occupazionale a Pignataro, di insediarsi sul nostro territorio. Questa è una cosa gravissima. Dopo 8 anni, bandiera bianca, addirittura un nostro assessore che è costretto ad andare ad abitare a Pastorano. Quindi pensate, un assessore di un comune che vive in un altro comune perché nel suo non c'è il piano regolatore. E cosa ancora più tragicomica, lui fa parte di quella giunta che avrebbe dovuto stilare un PUC. Ma tant'è, andiamo avanti. Andiamo avanti soprattutto per quanto riguarda la scuola pubblica che ci preoccupa in maniera molto seria. Notiamo che, a parte una bella manifestazione di inaugurazione di un plesso a Partignano, il plesso di Partignano, quindi delle elementari, non abbiamo visto più niente. Abbiamo molto da ridire anche sui lavori effettuati al plesso di Partignano, perché secondo noi non sono stati fatti, non diciamo a norma, ma non sono stati completati del tutto, e poi torniamo a battere anche in questo 2011 sulla mensa. Noi non vogliamo, noi di Pignataro Nuova, e crediamo di poter parlare a nome di una gran parte, di una larga fetta della nostra popolazione, non vogliamo che i pasti vengano portati dall'esterno, perché i nostri plessi sono entrambi, sia quello di Partignano che quello del quartiere di Monte Oliveto Nord, sono dotati di cucine e quindi di refettorio. Ci chiediamo come mai arrivino da fuori questi pasti. È difficile tracciare questi pasti, cucinarli in loco sarebbe molto più serio, più igienico, ma soprattutto più sicuro per i nostri bambini. Andiamo avanti, vorremmo avere qualche notizia dal sindaco e dalla giunta su alcune gare d'appalto. Queste gare d'appalto sappiamo che sono state viziate da alcuni illeciti. Innanzitutto la gara per il trasporto scolastico. Ecco, torniamo a parlare di scuola. Vince la gara una ditta che ha pulmini per soli 16 posti. Il bando prevedeva 30 posti, un pulmino da 30 posti. Gli organi di controllo, gli organi di polizia giudiziaria hanno sequestrato tutto il faldone relativo a questa gara, ma il sindaco né l'assessore di competenza, quindi né il sindaco né l'assessore competente hanno preso posizione né hanno risposto né a noi né alla cittadinanza. Così come vorremmo sapere qualcosa in più sul carcere mandamentale. Anche questa struttura è stata affidata alla cooperativa Icaro di Gabriele Capitelli. Guarda caso, la stessa cooperativa, la stessa sigla che ha vinto la gara d'appalto, stranissima gara d'appalto, per il trasporto scolastico. Da 2 anni e mezzo, ormai 3, il signor Capitelli e la sua cooperativa Icaro dovrebbero attivare un centro di assistenza per minori in difficoltà all'interno del nostro carcere in via Principe di Napoli, ma tant'è. Continuiamo a dirlo, non abbiamo visto ancora niente, né tantomeno abbiamo delle spiegazioni plausibili.
Chiudiamo con l'unica nota positiva di questo inizio d'anno. Noi ringraziamo l'AIL, l'Associazione per la lotta alle leucemie, che qualche ora fa, l'altro ieri sera, ha tenuto una splendida manifestazione a Pignataro Maggiore. Ringraziamo a nome di tutti, e soprattutto a nome della redazione di Pignataro Nuova, tutti gli attivisti, tutte le persone che sono impegnate in questa delicata e importantissima battaglia sociale. Questo fa veramente onore alla nostra comunità. Unica nota negativa è la location di questa bella manifestazione, quel famoso teatro tenda, spacciato al sindaco per teatro tenda, che altro non è che un tendone da circo vecchio e malandato. Ci rivediamo nei prossimi giorni, voi continuate a seguirci. Grazie.